Appunto questo tipo di intervento consentirà, soprattutto a donne giovani, di prevenire la caduta dei capelli, con degli effetti secondari transitori per fortuna, ma comunque che ha un impatto psicologico emotivo molto importante, che molte volte addirittura rappresenta un ostacolo alla conduzione della chemioterapia, che continua a essere un presidio terapeutico importante, almeno per alcuni pazienti. Uno strumento che permetterà ai malati oncologici di sottoporsi alle cure necessarie sapendo di non incombere nei vistosi effetti collaterali che questa terapia comporta. Un macchinario che verrà acquistato grazie all'aiuto di un privato, la catena di supermercati Ali, che oggi ha donato un assegno di oltre 100.000 euro. L'aiuto, dato dai privati alla ricerca e alla cura, va ad aggiungersi a quello che è il forte impegno della Regione perché il Servizio Sanitario Veneto continui ad essere eccellenza in Italia e in Europa. Innanzitutto avere un sistema sanitario efficiente, e in questo la Regione Veneto, devo dire, ha dato messaggi chiari e forti di voler sostenere l'Istituto Oncologico Veneto, di voler sostenere il suo ruolo nell'ambito della rete oncologica veneta per creare questo sistema a rete che garantisca l'eccellenza diffusa sul territorio. I clienti dei supermercati Ali hanno contribuito donando i punti della raccolta premi in favore dello IOV. La catena di supermercati ha quindi deciso di raddoppiare i fondi da donare in favore dell'Istituto Oncologico Veneto. Anche quest'anno partecipiamo con un nuovo concorso, con un nuovo progetto IOV, ci crediamo come azienda e vediamo che i clienti ci credono, quindi clienti, partecipate ancora a questo concorso che fa del bene soprattutto nel territorio.